Ciao, sono Serena e queste sono le notizie della Regione Liguria. 120 anni di storia industriale per il sito Alstom di Vado Ligure, eccellenza dell'industria ferroviaria italiana. Lo stabilimento è protagonista dal 1906 nello sviluppo delle tecnologie su rotaia, fino alle più recenti soluzioni di mobilità sostenibile. Un polo strategico non solo per l'innovazione, ma anche come punto di riferimento occupazionale per la Liguria. Grande partecipazione al primo appuntamento di Uomini in Salute Open Weekend 2026, il programma dedicato alla prevenzione urologica maschile che ha preso il via questo weekend presso il Policlinico San Martino di Genova. Nel corso del fine settimana sono state effettuate 426 visite gratuite, confermando la forte adesione dei cittadini e l'importanza di iniziative volte a promuovere la diagnosi precoce e la cultura della prevenzione. Liguria protagonista a Vinitaly a Verona fino al 15 aprile, con uno spazio espositivo di oltre 220 m² che accoglie 30 aziende del territorio. In programma degustazioni con circa 80 etichette e un fitto calendario di incontri e approfondimenti. Al via a Cervo i lavori per la realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico in via Asteria, nell'ambito di un più ampio intervento di riqualificazione dell'area. L'opera, grazie a un investimento complessivo di 250.000 euro, punta a migliorare accessibilità e vivibilità del borgo offrendo nuovi servizi a residenti e visitatori. Verrà pubblicato entro il 15 aprile sul sito di ARRIR l'avviso pubblico per presentare le proposte di partenariato pubblico-privato in relazione all'affidamento della progettazione, realizzazione e gestione dell'impianto di chiusura del ciclo dei rifiuti in Liguria. Il termine per l'invio delle proposte è fissato al 30 giugno. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.